Torniamo a parlare di questo caos trasporti urbani che c'è a Chioggia e dei quali abbiamo dato già un accenno al servizio precedente. Sembra che ci siano delle importanti incongruenze sui dati che ha riportato ACTV, in cui giustifica una riduzione delle corse secondo la dirigenza di ACTV, certificata da un'importante società di revisione dei bilanci. Ma un uccellino ci ha riferito che anche il comune di Chioggia ha consultato altre due società di revisione e i conti non tornerebbero. Adesso la cosa non è molto chiara, c'è il sospetto che qualcuno sta approfittando della situazione di crisi che dura da più di 100 giorni, con la quale il sindaco Ormelao sembra deciso a continuare in questa situazione di poca chiarezza. Sappiamo che ci sono delle trattative in corso con alcuni esponenti di minoranze, ma staremo a vedere nei prossimi giorni. Ma qualcuno sembra che si stia approfittando di questa cosa. Il sindaco è un poliziotto, secondo noi anche una persona onesta. Se ci sono delle irregolarità dovrebbe portare queste irregolarità, fare una bella conferenza stampa, chiamare i giornali, televisione eccetera eccetera e denunciare se ci sono queste irregolarità. Vogliamo ricordare che tutto questo ha comportato delle serie conseguenze ai ragazzi che vanno a scuola, sono saltate tantissime corse e le persone devono prendere la corriera, veramente è stato un disastro e questa cosa non è ancora stata archiviata perché al momento è sospesa. Ci sono altre cose di cui parleremo in seguito, ma stiamo tutti quanti diciamo con gli occhi e le orecchie ben aperte, perché qualcosa di importante potrebbe saltare fuori. Non è la prima volta che Chioggia va a finire sulla stampa nazionale e non mi sto riferendo alle uscite poco intelligenti dell'ex vescovo di Chioggia. Un'altra chicchina: il parcheggio di Borgo San Giovanni è del comune di Chioggia e ha intrapreso le operazioni di sfratto da ben 2 anni ad ACTV. ACTV per il momento non le sta spostando, dovrebbero pagare 18.600 euro al mese che non paga, non sappiamo i motivi, non li sta pagando. E tra le altre cose però ha subaffittato e non può farlo perché nel contratto c'è scritto espressamente che non può fare il subaffitto. L'ha subaffittato ad Arriva Veneto alla cifra di 48.000 euro, una cosa del genere. Ecco. Senza contare che ci sono delle altre situazioni all'interno del carpeggio da bonificare, ne andremo più in maniera approfondita le prossime volte. Quindi c'è tutta una serie di cose che qualcuno dei vertici di ACTV sembra che stia facendo di tutto per mettere in difficoltà la città di Chioggia. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.